Buonasera, continuiamo i nostri appuntamenti sul Covid-19 dopo aver sentito varie persone, medici, sindaci, sindacalisti. Oggi è la volta del sindaco Carmelo Pace, sindaco di Ribera. Allora, sindaco, l'ho chiamata in particolare visto che ieri lei è stato il capofila di una serie di colleghi con una lettera che avete scritto al Presidente della Regione relativamente a questi fondi che sono arrivati, che diciamo quello che è scritto nella lettera, esprimete una preoccupazione perché questi fondi non si possono spendere. Ecco, chiariamo meglio il concetto e cosa voi, diciamo, invece avreste voluto. Buonasera e grazie innanzitutto. Per i fondi relativamente ai buoni spesa, i comuni agiscono su due misure. Una sono i fondi statali, e nella fattispecie il comune di Ribera, ma penso anche gli altri comuni già li hanno spesi o comunque già stanno per arrivare a tutte le famiglie siciliane. Quelli di Ribera già li hanno ricevuti. Poi c'è un altro capitolo che sono i fondi regionali, circa 100 milioni di euro. Questi fondi sono fondi comunitari. Abbiamo scritto una lettera al Presidente della Regione perché, così come è scritta la posta attualmente nel bilancio della Regione, non possono essere utilizzati dai comuni e quindi difficilmente le famiglie siciliane riceveranno questi buoni spesa. Per quale motivo? Perché intanto i comuni siciliani non hanno un bilancio di previsione approvato e quindi se non c'è una deroga non possiamo scrivere queste somme in bilancio. Quindi chiediamo una deroga, così come è successo con i fondi statali. Lo Stato ci ha autorizzato in deroga al bilancio di previsione di scrivere comunque le somme in bilancio. Se non sono chiaro questo tecnicismo lo posso rispiegare perché questo è fondamentale sia per questi fondi che per tutti gli altri fondi che arrivano o arriverebbero dallo Stato e dalla Regione. I comuni siciliani non hanno approvato il bilancio di previsione nella quasi totalità. Quindi quando arrivano questi soldi, questi fondi, li dobbiamo iscrivere in bilancio. Quindi ci devono autorizzare a scriverli in bilancio anche in assenza di bilancio. Ed è la prima cosa che abbiamo chiesto nella nota. La seconda cosa che abbiamo chiesto nella nota è, trattandosi di fondi comunitari, le procedure di rendicontazione sono troppo lunghe. E quindi da qui che noi attiviamo le procedure, l'emergenza Covid è ben che finita e le famiglie siciliane non riceveranno quanto da loro atteso. E quindi c'è il rischio che le famiglie siciliane hanno così delle aspettative nei confronti della regione, ma soprattutto dei sindaci immediate, e che in realtà invece collimano con la realtà dei fatti. E quindi per venire incontro alle famiglie chiediamo alla regione di attivarsi immediatamente con altre procedure e altri fondi. Non so se sono stato chiaro. Chiarissimo, Sì. sindaco. Dico, il vostro interlocutore al momento chi è? Il nostro interlocutore adesso è stato il governo della regione nella persona dell'assessore Armao. Dico, questa difficoltà, Chiara, insomma, lei la vive insieme a tanti altri sindaci, no? Sì, coinvolge tutti i comuni della Sicilia, forse tranne qualche comune virtuoso, penso che su tutti i comuni siciliani saranno il 2 o il 3%, non vorrei sbagliarmi, di quei comuni che si trovano già ad avere un bilancio. Tutti gli altri comuni siciliani non hanno ancora un bilancio di previsione. Le famiglie aspettano questi fondi realmente perché ne hanno necessità e quindi noi spingiamo il governo della regione a trovare una soluzione per dare ristoro alle famiglie o comunque di essere tutti insieme chiari con i nostri interlocutori. I nostri interlocutori sono le famiglie disagiate. Se dalla regione arriva l'input, no, i soldi li abbiamo dati ai comuni, e invece le famiglie si rivolgono ai comuni e diciamo no, i fondi non sono mai arrivati, qualcosa non quadra. Quindi dobbiamo comunque comunicare tutti la stessa cosa, tutte le istituzioni, e comunque le istituzioni principali devono, ripeto, devono sottolineato, trovare una soluzione, ma non per i comuni, devono trovare una soluzione per tutte le famiglie disagiate. Voi pensate che Ribera conta di circa 19.000 abitanti,
E quando noi abbiamo fatto il primo avviso per i fondi statali, 1100 famiglie, non 1100 persone, 1100 famiglie hanno fatto richiesta di buoni spesa. 1100 famiglie, facendo un calcolo per media, stiamo parlando di 3.000-3.500 persone che noi già abbiamo assistito. Quindi immaginate qual è la platea nella città, nella sola città di Agrigento, per fare insomma un parallelismo, una città di 60.000 abitanti, qual è la platea delle aspettative. Di che cifra parliamo, Sindaco? Ma i fondi statali sono stati 176.000 euro. Come dicevo, Conte li ha annunciati sabato sera, onestamente lunedì già ce li avevamo in cassa. Strano ma vero, è stato così. E sono stati tutti spesi. Ad ogni famiglia noi abbiamo dato un contributo spesa pari a 70 euro a componente nucleo familiare, quindi una famiglia di 4 persone ha ricevuto 280 euro. I fondi regionali sarebbero invece il doppio, sarebbero 374.000 euro, che sono realmente delle cifre importanti qualora potessero essere realmente utilizzabili dai comuni. Ecco, le finalità in particolare come sono stati spesi questi soldi? No, solo esclusivamente attraverso, perché questa era la finalità del legislatore, solo esclusivamente per buoni spesa. Quindi noi abbiamo fatto un avviso per le famiglie che ne hanno bisogno e un altro avviso per tutti gli esercizi commerciali che volevano convenzionarsi con il comune e quindi ricevere buoni spesa. Siamo stati, non so se bravi, sicuramente fortunati, perché nell'arco di 3-4 giorni la procedura è andata a buon fine, sia per i commercianti ma soprattutto per le famiglie che hanno ricevuto a domicilio, perché abbiamo consegnato direttamente a domicilio per non fare uscire le famiglie, evitare assembramenti. Grazie ai volontari della protezione civile abbiamo consegnato a domicilio a queste famiglie destinatarie dei buoni spesa. Quindi sono stati tutti soddisfatti, non sono rimasti soldi non spesi. No, assolutamente no. C'è una rimanenza di poche migliaia di euro e ci sono alcune domande che non hanno trovato risposta, perché fatte o da cittadini che non sono residenti a Ribera o comunque cittadini che avevano un reddito così alto che non potevano essere beneficiari dei buoni spesa. E su questo voi avete fatto i controlli del caso, no? Avete un Sì, database, avete degli elenchi, insomma, come attingete, come conoscete queste persone, insomma? ma abbiamo creato una sorta di task force, in termini ormai la dicono, presso i servizi sociali. Gli assistenti sociali erano a capo di questa task force, con dei controlli incrociati con i dati dell'INPS, relativamente anche al reddito di cittadinanza, con i dati dell'ufficio collocamento e dei controlli incrociati che loro stessi hanno fatto, anche per evitare che magari lo stesso nucleo familiare poteva essere assistito dal lato del comune, poi magari dalla Caritas o dalla San Vincenzo. Abbiamo verificato le autocertificazioni di ogni cittadino. Sono state fatte dei controlli anche dagli assistenti sociali con delle ispezioni domiciliari per verificare se quello che loro hanno dichiarato era vero, con dei controlli anagrafici con il nostro ufficio anagrafe. Insomma, nella stragrande maggioranza non ci sono stati problemi, le persone che hanno fatto richiesta realmente avevano necessità. Sindaco, lei è stato un sindaco particolarmente attivo, l'abbiamo vista con parecchie decisioni che ha intrapreso, che sono andate anche su diversi organi di stampa nazionali. Ecco, una tra tanto mi riferisco la chiusura dei tabacchini, per esempio, il pomeriggio, nonostante diciamo, non c'era nessun divieto. Un'altra cosa, se non ricordo male, la spesa per ordine alfabetico, insomma, delle misure che tendevano a restringere sostanzialmente la fuoriuscita dei cittadini da casa. Ma guardi, quando in Sicilia sono arrivati i primi contagi, la zona di Sciacca e Ribera era risultata all'inizio essere quasi il focolaio della provincia di Agrigento. Se vi ricordate, nelle prime giornate il 95% dei contagiati in provincia di Agrigento si racchiudevano nelle città di Sciacca e Ribera. E quindi noi sindaci, non ci sono sindaci bravi, sindaci meno bravi, sindaci attivi, sindaci meno attivi, sindaci siamo sindaci e basta.
Ci siamo barcamenati anche facendoci consigliare per vedere quali misure per consentire meno assembramenti possibili. E un po' tutti abbiamo fatto delle ordinanze locali in base alla tipologia del territorio, alle esigenze, tra cui quella della chiusura alle ore 13 per determinati esercizi commerciali, escludendo chiaramente supermercati, macellerie e farmacie. E poi, considerato da un confronto con le forze dell'ordine che nonostante tutti gli sforzi c'erano troppe persone in giro, si è voluto dare un segnale ancora di ristrettezze, di restrizioni, scusate, restrizioni nei confronti della città, adottando una delibera impopolarissima, che è quella di consentire la spesa programmata. Programmata in che senso? Abbiamo consigliato di fare tutte le spese con consegna a domicilio, e proprio per chi desidera uscire, di uscire una volta a settimana secondo un ordine alfabetico. È stata impopolare, ma è stata anche voluta, questo devo ringraziare i miei concittadini, perché attraverso i social le tantissime persone che hanno rispettato le regole e che rimanevano a casa chiedevano a gran voce di adottare altre misure restrittive, e quindi è nata così questa ordinanza che scadrà proprio dopodomani, il 24 aprile scadrà, dopodiché rimarranno in vigore le ordinanze di Conte, cioè il decreto di Conte e le ordinanze del presidente Musumeci. Misure che devo dire poi sono state anche un po' seguite da altri sindaci siciliani, anche della provincia, insomma. Con i sindaci condividiamo tutto, soprattutto condividiamo le nostre preoccupazioni. Abbiamo delle chat che sono utilissime, e quindi l'iniziativa del sindaco di Agrigento viene subito emulata da altri, viene adattata, così le iniziative del sindaco di Ribera piuttosto che del sindaco di Sciacca. Insomma, ci consoliamo e ci confrontiamo a vicenda. Io voglio spezzare una lancia, visto che ormai sono alle ultime battute per quanto riguarda la mia esperienza da sindaco. Voglio spezzare una lancia nei confronti di tutti i sindaci. Ieri ho ricevuto un bellissimo disegno, virtualmente non l'ho ancora nelle mani, di una bambina. La maestra aveva dato il compito: disegnate qualcuno che volete ringraziare. Tutti hanno disegnato i medici, gli infermieri, i carabinieri. Questa bambina ha invece realizzato il sindaco di Ribera, ha voluto ringraziare a modo suo. Cosa voglio dire? Che i sindaci realmente, lo dico perché ormai sta finendo la mia esperienza, anche in questa vicenda sono dei missionari. Alla stessa stregua, non dico di chi opera direttamente negli ospedali o comunque nell'ambito sanitario, ma quasi. Quindi c'è una solidarietà tra di noi che va al di là delle appartenenze politiche, delle appartenenze partitiche. Qualsiasi cosa ci ritroviamo sempre, ripeto, nella distinzione delle visioni politiche, ma sempre a condividere percorsi nell'interesse delle nostre comunità. E lo facciamo davvero, senza demagogia, io vorrei augurarmi e sperare che lo stesso spirito di corpo e di gruppo che dimostriamo noi sindaci lo possa dimostrare tutta la classe politica agrigentina. Devo dire che in questo Covid, in questa esperienza del coronavirus, proprio le persone più in trincea sono stati proprio i sindaci. Ecco, la barriera fra lo Stato e i cittadini siete stati proprio voi, che avete cercato in tutti i modi, inventandovi anche competenze che magari andavano al di là di quelle che vi spettano solitamente, no? E molto spesso commettendo anche errori come me, perché mentre chi decide le sorti dell'Italia giustamente si avvale dei comitati tecnici scientifici, così anche il presidente della regione. Immaginate il sindaco di Calamone di Mille Anime, che si è ritrovato il primo caso di contagio in provincia di Agrigento, se vi ricordate, quel ragazzino che l'ha scoperto per caso, soltanto perché ha fatto una donazione di sangue alla sorella che è stata trapiantata del midollo. Immaginate quali competenze il mio amico Pino Spinelli, sindaco di un paesino di Mille Anime, avesse nel campo, e si è dovuto imbattere immediatamente con delle indicazioni, con delle prese di posizione, con delle ordinanze, e così tutti gli altri sindaci. Cioè,
ci siamo dovuti barcamenare, diciamo, come amo dire io, a braccio, commettendo molto spesso errori, ma sapendo che c'è un traguardo importante che ancora c'è. Io faccio un appello e ne approfitto di questa opportunità che mi è stata data e vi ringrazio. L'emergenza non è finita, cioè, l'emergenza continua. Non c'è il libere per tutti e quindi tutti possiamo andare a San Leone, così come mi è stato riferito, a fare assembramenti o a Seccagrande. Non voglio citare San Leone, la mia Seccagrande. L'emergenza continua e l'emergenza finirà quando nella nostra Sicilia, per parlare da siciliano, ci saranno 0 contagi. Attualmente non è così. Diciamo che non siamo nella fase critica così come si immaginava ai primi di marzo, perché si facevano stime impossibili per la nostra Sicilia da gestire. Si parlava di 7.000 contagi. Fortunatamente questo picco siciliano non è mai arrivato e auguriamoci che non arrivi mai, né ora, né in futuro, né in autunno. Però l'emergenza non è finita. A Ribera continuano ad arrivare persone dal nord Italia. Quotidianamente a Ribera arrivano circa 10-15 persone. Arrivano da quelle zone che una volta erano definite zone focolai o zone rosse. Immaginate cosa possa succedere se soltanto una di queste persone che arriva a Ribera possa essere una persona asintomatica e positiva. Cosa possa far succedere all'interno di una piccola comunità di 20.000 anime come Ribera. Quindi l'emergenza ancora non cessa, il virus purtroppo esiste e noi ci tranquillizzeremo quando ci sarà questo benedetto vaccino. Ecco, Ribera si è fermata a 8 casi. C'è stato un momento in cui aumentavano giorno dopo giorno, poi fortunatamente si è fermato a 8 casi, quindi diciamo non ci sono stati più nuovi contaminati. E auguriamoci che ci fermiamo là, perché abbiamo a Ribera anche il triste primato che ha avuto il primo decesso da coronavirus della provincia di Agrigento. Vi assicuro che non è stato bellissimo. Anche per me è stato scioccante, perché fino a quel punto noi credevamo che il coronavirus era qualcosa della televisione, era qualcosa che apparteneva alla Cina e a Bergamo. Solo quando abbiamo toccato con mano il primo decesso della provincia di Agrigento ci siamo resi conto che era un problema ormai attuale e con cui dovevamo combattere anche noi del Nord Africa. Io mi definisco un nordafricano e quindi dovevamo combattere pure noi. Ripeto, la situazione oggi sembrerebbe, il condizionale d'obbligo, sembrerebbe essere sotto controllo, ma lo è sotto controllo per i grandi sacrifici fatti da tutti i siciliani. Abbiamo fatto veramente sacrifici. Rimanere a casa non è come andare in guerra, come è successo negli anni 40 della seconda guerra mondiale, ma rimanere a casa o comunque essere obbligati a rimanere a casa non è stato facile. I siciliani si sono dimostrati una volta tanto un popolo maturo, si sono dimostrati e quello è, mi auguro che possano continuare a dimostrarsi un popolo maturo. Sindaco, accendo il focus un attimo sull'ospedale di Ribera, perché è stato al centro di tante discussioni a proposito del centro Covid. Proprio oggi è arrivata anche ieri sera un'interrogazione da parte di 2 parlamentari di 5 Stelle, proprio attinenti all'ospedale di Ribera. Molti chiedevano che il centro Covid, invece di farlo a Sciacca e una ad Agrigento, con tutte le problematiche e i rischi del caso, si doveva fare a Ribera. Insomma, Ribera è diventato, diciamo, in questo mese particolarmente al centro dell'informazione proprio per questo caso. Quindi anche lei sicuramente è stato chiamato a dire la sua. Ci sono stati diversi incontri alla regione, anche presso il suo comune. Ma strano, si erano dimenticati un po' tutti che esistesse un ospedale che si chiama Fratelli Parlapiano di Ribera, e poi tutti, dalla politica financo a medici a me sconosciuti, hanno scoperto che avevamo un ospedale che poteva diventare centro Covid. Io non entro nel merito delle scelte del governo della regione, seppur le ho condivise quando hanno individuato negli ospedali di Sciacca ed Agrigento,
in videoconferenza abbiamo condiviso questa impostazione, perché in quel momento eravamo realmente in piena emergenza e non si sapeva cosa poteva capitare da un momento all'altro, quindi dovevamo organizzarci nell'immediato sapendo che poteva esserci l'esigenza di ricoverare 10, 20, 30 persone e che potevano avere bisogno della terapia intensiva, e quindi è questo il nocciolo, la terapia intensiva, e bene hanno fatto le autorità sanitarie ad individuare in quel momento Agrigento e Sciacca, perché erano le uniche due realtà della provincia di Agrigento che già avevano i reparti della terapia intensiva. Quindi non c'era bisogno di fare nient'altro che rinforzare dal punto di vista infrastrutturale e delle attrezzature quei reparti, e soprattutto avevano già i medici a disposizione. Quindi quella scelta del governo della regione è stata una scelta immediata e io dico benedetta. Fortunatamente fino ad oggi non c'è stato bisogno di attivare né l'ospedale di Sciacca né l'ospedale di Agrigento come centri Covid, ma è lì che noi attualmente abbiamo i centri di rianimazione e i reparti di rianimazione. Non è che potevamo portare eventualmente le persone né a Licata né a Canicattì né tantomeno a Ribera. Adesso ritengo che sia il momento invece di una programmazione. E quindi, così come ci si è accorti che a Ribera esiste un ospedale in piena emergenza, Ribera si propone assieme agli altri ospedali in una programmazione sanitaria in cui, così come hanno detto anche, ho visto pure io l'interrogazione dei parlamentari, ma soprattutto anche una felice intuizione dell'onorevole Pullara, in cui è giusto parlare di come pianificare il futuro, sapendo che queste pandemie possono ricapitare, che magari un giorno si chiama Covid-19 e domani si chiamerà SARS o si chiamerà in un'altra maniera, e quindi la sanità agrigentina questa volta dovrebbe farsi trovare pronta. Il coronavirus ci ha lasciato delle eredità. Un'eredità pesantissima è quello che ci lascia dal punto di vista economico, e che ancora ai più inimmaginabile. Quindi il problema vero, oltre ai morti che purtroppo sono capitati, soprattutto nel nord Italia, il problema reale è l'eredità economica, lo sfacelo con cui adesso tutti i cittadini devono imbarcarsi. L'altra è l'attenzione nei confronti della sanità. Io non penso che si parlerà più di chiudere ospedali, c'era l'idea di chiudere l'ospedale di Ribera, non penso che si parlerà più di chiudere nemmeno la guardia medica più sperduta nel paesino più lontano o nel quartiere più lontano. Ci siamo resi conto che dal punto di vista di sanitario, nonostante l'Italia non ha fatto per niente una brutta figura rispetto anche a altre nazioni un po' più blasonate, ma dal punto di vista sanitario dobbiamo ancora attrezzarci. E in provincia di Agrigento si devono fare questa volta scelte non più a chiudere, si devono fare scelte ad aprire. E quindi Ribera, visto che sono il sindaco di Ribera, non posso parlare di altri ospedali. È certo che in questa nuova programmazione non si tirerà indietro per svolgere il ruolo che compete. Qualcuno diceva che deve diventare diciamo, l'epicentro per tutta la Sicilia occidentale per le malattie infettive. Beh, siamo qua, sediamoci, nessuno vuole tirarsi indietro e nessuno ha paura. Se dobbiamo salvare vite umane, noi non ci tireremo indietro e siamo pronti a mettere a disposizione ciò che abbiamo. Ecco, lei cosa immagina l'optimum per il suo ospedale? Ma perdonatemi l'ignoranza in materia, non sono io a immaginare Ecco, come qualcosa. sindaco però, come che in tanti anni l'abbiamo vista sempre al centro di tante battaglie con questo ospedale di Ribera, si Posso chiude, dire, si apre. Ecco, lei, posso dire alla luce semplicemente. dell'esperienza che ha accumulato, cosa consiglierebbe, diciamo, alle istituzioni regionali di fare all'ospedale di Ribera? Ma posso dire semplicemente la mia, che rimane la mia, che sottoporrò quando mi sarà data l'occasione alle autorità sanitarie competenti. Ma fino a qualche giorno fa si voleva chiudere il pronto soccorso di Ribera, ma non a parole, con dei decreti, con una rete ospedaliera. L'ospedale di Ribera non è di Ribera, l'ospedale di Ribera è di Cattolica, è di Cianciana, è di Santo Stefano Pesquina, è di Alessandria, è di Burgio, è di Villafranca.
Sono paesi che per raggiungere l'ospedale di Ribera e il pronto soccorso impiegano già i loro 20-25 minuti. Pensi quanto dovrebbero impiegare per raggiungere o Sciacca o Agrigento. Mi riferisco al pronto soccorso. Quindi cosa immagino? Immagino per l'ospedale di Ribera un potenziamento dell'area di emergenza e una specializzazione di alcune branche che non sono presenti né a Sciacca né ad Agrigento né a Canicattì. Lara, Di Caro e gli altri hanno fatto un esempio per quanto riguarda le malattie infettive. Sicuramente potrebbe essere questa una finalità, ma assieme a questo io metterei sicuramente la pneumologia, la neurologia, che sono delle specialistiche che non hanno bisogno di grossi investimenti e che nemmeno questi sono presenti negli altri ospedali. Quindi potrebbe specializzarsi in qualcosa, quindi dare dignità all'ospedale, in qualcosa, ma che soprattutto, oltre a dare dignità all'ospedale, possa essere d'ausilio agli altri ospedali. Fare doppioni non ha senso, cioè creare, visto che ormai possiamo programmare serenamente dei servizi, delle strutture che saranno a Ribera, ma che saranno a Ribera o a Sciacca e poi ad Agrigento, non ha senso. Creare invece degli ospedali che possono compensarsi vicendevolmente, penso che ha più senso. Quindi penso che sottovoce ho dato già delle indicazioni di cosa si aspetta il territorio. Quindi è giusto, è chiaro, creare un nuovo polo, possibilmente che non sia in conflitto, in concorrenza con i due ospedali vicini, mi sembra, diciamo, una buona e giusta. Speriamo, dico, che questa esperienza possa portare. Faccio un esempio: gli ospedali di Ribera e Sciacca sono ospedali riuniti. La domanda la faccio a lei: secondo lei ha senso che all'ospedale di Sciacca c'è il reparto di riabilitazione e c'è pure all'ospedale di Ribera il reparto di riabilitazione? Secondo lei ha senso che il reparto di medicina è aperto a Sciacca ed è aperto anche a Ribera? Ha senso che le piccole chirurgie si fanno a Sciacca e si fanno a Ribera, o comunque converrebbe specializzare un ospedale, visto che siamo ospedali riuniti, Sì, certo. un ospedale per determinate patologie e un ospedale per altre patologie? Certo, entrambi gli ospedali devono essere pronti, perché l'infartuato può capitare in un luogo o nell'altro, può capitare a Santo Stefano o a Montevago, ed entrambi gli ospedali devono essere attrezzati per l'emergenza, ma poi devono specializzarsi ognuno per la propria disciplina. Certo, Sindaco, allora questo Covid ha fatto anche scoprire un mondo della solidarietà. Ribera come ha risposto in questo senso? Eccezionalmente e in maniera straordinaria. Tantissime sono state le persone che hanno avuto bisogno, ci sono i nuovi poveri, tutti gli esercizi Certo, commerciali che certo. hanno chiuso, le persone che lavoravano in questi esercizi commerciali, tutto quello che era attorno al mondo dell'artigianato, i muratori, i carpentieri che si sono fermati, tutte le persone che si sono fermate. Ma devo dire che hanno fatto da contraltare le tantissime persone, associazioni, club, imprenditori, scuole, che hanno fatto una gara di solidarietà importantissima e proficua. Io spero che ci sarà un giorno che io possa pubblicare e ringraziare questo lunghissimo elenco di club, di associazioni varie, di comitati religiosi che si sono spesi e che, sbracciandosi materialmente, ma anche cittadini spontaneamente, per carità, che sbracciandosi hanno dato prova della tantissima solidarietà riberese. Realmente mi hanno fatto sentire orgoglioso di essere il loro sindaco. Un caso che l'ha particolarmente colpita, ad esempio, ecco, uno tra i tanti, ecco, senza non vuole fare discriminazioni, dico uno che lei porterebbe ad esempio un domani che va in una scuola e racconta il suo Covid ai ragazzi. Ma a parte il disegno della bambina, che mi ha quasi fatto piangere, io lo dico realmente perché era inaspettato, mi ha fatto realmente, con pochissimo, con due pastelli. Ne potrei citare tanti. Un caso: c'è un'associazione di ragazzi, si chiamano The Waves, per me è anche, diciamo, è difficile da pronunciare,
che loro si occupano soltanto di balli, balletti, concerti, e che mi rompono tutto l'anno perché hanno qualcosa sempre da organizzare e qualcosa da chiedere. Questi ragazzi giovanissimi, stiamo parlando di ragazzi 21 anni, 22 anni, giù di lì, 23 anni, adesso non vorrei sbagliare, ma comunque ragazzi giovanissimi, hanno fatto una loro raccolta fondi, non hanno pensato più ai balli, ai balletti, ai veglioni, ai concerti, e hanno comprato generi alimentari, mascherine per i medici, hanno donato mascherine ai medici, hanno comprato, non so se hanno raccolto qualcosa come 6-7 mila euro, e si sono messi in prima linea con le loro forze, senza chiedere nulla, con le loro forze, in gesti di solidarietà. Perché li ho citati, ripeto, non me ne voglio, adesso lei mi ha No, chiesto ho detto uno. un tranello e ci sono cascato. No, ne Assolutamente. potrei citare tanti, il club Juventus, stessa cosa, c'è ragazzi che si occupano solo di sport e a litigare con tutti gli altri interisti e interisti, litigare virtualmente, anche in quel momento hanno dato prova senza che nessuno gliel'ha chiesto, sono stati i primi a chiudere il club spontaneamente, prima ancora della mia ordinanza, e tutte le risorse che hanno avuto a disposizione le hanno donate alla Caritas, per esempio. E quindi sono veramente gesti inaspettati da persone magari che non te li aspetti, ma ce ne sono stati veramente tanti, tantissimi. Sindaco, ecco, sull'agricoltura, sull'economia, sul frutto principale che è l'arancia di Ribera, la Washington Navel, ha avuto qualche riscontro? Che tipo di riscontro? Non so se è negativo o positivo questo momento di fermo, di stasi per l'economia di Ribera e anche per l'agricoltura riberese. Ma per l'arancia di Ribera, diciamo che la vicenda fortunatamente si è abbattuta a campagna agrumicola finita. E quindi tutto sommato la commercializzazione del prodotto, almeno per quest'anno, non ha subito danni. Anzi, devo ammettere che, considerato che i nostri consumatori principali sono i cittadini del nord Italia, anzi, forse il fatto di consumare vitamina C all'inizio si riteneva che poteva essere da deterrente, e comunque è aumentato anche il consumo dell'arancia di Ribera. Non sappiamo cosa succederà la prossima campagna agrumicola che inizierà a novembre, quindi questa è andata bene, ma a parte l'arancia di Ribera, tutto il resto invece è fermo, e purtroppo stiamo consapevolmente attuando il fatto che molti negozi, esempio, non riapriranno. Molti negozi sono chiusi dal 6 di marzo, dall'8 di marzo, adesso non vorrei sbagliarmi. Molti di questi negozi non hanno più le condizioni economiche per riaprire i battenti. Grandi esercizi commerciali chiuderanno, e significa la perdita di tantissimi posti di lavoro. E coloro che apriranno con le limitazioni che noi immaginiamo, apriranno insomma in maniera lenta, quindi l'economia veramente segnerà il passo. Lo segnerà nelle grandi città, ma lo segnerà soprattutto nelle città piccole e nei paesini. Questa è una grande preoccupazione che anche ieri la Confecommercio, ma anche altre organizzazioni del lavoro segnalavano. Ecco, il rischio che tantissime imprese e quindi tanti lavoratori non riusciranno a riaprire i loro centri commerciali, anche perché ora si va alla fase 2, sarà una fase, diciamo, molto lenta, molto calma, e questo chiaramente influirà anche in Ma io maniera le negativa. Ecco, faccio a lei una domanda. Lei con la sua famiglia quest'estate pensa di fare delle vacanze? Sicuramente lei Sindaco, io risponderà purtroppo, come rispondo io. No, io io è da tempo che non faccio le vacanze, no, per le rispondo cui io. Io quest'anno non potrò fare le vacanze, a parte per i motivi economici, ma non potrò fare le vacanze anche perché ho un po' di timore a uscire, a mettermi in un aereo se non è indispensabile, a mettere la mia famiglia in contatto con altre persone. La Sicilia vive di turismo. La Sicilia vive di turismo. Quindi cosa succederà a quel mondo che per noi è stato volano dell'economia siciliana, e mi riferisco al mondo del turismo? Cosa succederà al Golf Resort Verdura? Cosa succederà all'aeroviaggi del compianto dottor Mangia di certo, Sciacca? Stiamo certo. parlando di migliaia, centinaia di migliaia di presenze annue.
Mi riferisco a questo versante che lo conosco un po' di più rispetto al versante, all'altro versante della provincia di Agrigento. Quindi è un problema serio, è un problema economico serio. Dietro la struttura Resort Verdura, dietro la struttura Aeroviaggi, ci sono i fornitori che fornivano il pesce, i ripresi che fornivano la frutta, le persone che uscivano per andare a mangiare al ristorante, che venivano molto spesso nelle nostre realtà, che venivano a acquistare i souvenir. Cioè è un blocco totale, è un blocco totale. E a oggi siamo ormai ai primi di maggio, possiamo dirlo quasi, e non ci sono alcuna prenotazione, c'è tutto è fermo, tutto è in attesa. Diceva un noto albergatore, un mio amico qui di un albergo qua vicino a San Leone, che la stagione è finita perché le disdette nel settore turistico, cioè le prenotazioni nel settore turistico vanno di anno in anno. Le disdette per il 2020 sono sfumate e quindi da qui a Natale si farà ben poco. Quindi credo che sicuramente sarà una indicazione per tutto il settore. Ecco, secondo lei le misure economiche di aiuto sono state abbastanza valide, importanti, sono state positive per, diciamo, per fronteggiare la crisi nei settori economici e commerciali del Covid che il governo ha messo, ha stanziato i fondi, o si poteva fare di più, Sindaco? Sì, è stato un inizio e che noi ringraziamo chiaramente, se lo salutiamo soltanto come diciamo il preludio, che oggi rappresenta una goccia nell'oceano delle richieste e delle necessità dell'economia italiana. La dico tutta così come mi viene alla siciliana: lo Stato deve fare come la Prima Repubblica, purtroppo non c'è alternativa, devono stampare soldi e mettere liquidità nei settori economici, non abbiamo alternative. L'Europa deve capire che c'è bisogno di liquidità, altro che messe, altro che Eurobond. Si deve purtroppo ritornare a indebitarsi e dobbiamo indebitarci e immettere liquidità nei fattori economici. Come possiamo compensare, diceva, quegli albergatori e tutto quello che c'è dietro quegli albergatori che sono passati da 100 a 0? Quali misure se non immettere liquidità per far ripartire l'economia italiana? Soltanto in quel modo. Sindaco, un'ultima domanda, diciamo, Qualcuno lo vuole chiamare piano Marshall 2. sicuramente, Io penso che deve sicuramente. essere ancora più importante del piano Marshall. Addirittura in Germania, prendo la Germania anche se a malincuore diciamo, di riferimento, hanno anche stanziato dei fondi dei fondi a fondo perduto per le aziende, per le famiglie, cosa che purtroppo da noi invece non ne abbiamo traccia. In fondo anche questi 25.000 euro che danno alle aziende o altri Prestano, soldi non garantiti danno, prestano. sono dei prestiti, per cui sono delle cambiali che in questo momento, diciamo, serviranno a pagare principalmente le tasse che hanno sospeso, serviranno a pagare i fornitori che già hanno fatto assegni e che mi costa perché qualche amico me l'ha detto, qualcuno conoscente, purtroppo gli assegni sono andati in protesto, per cui ci saranno anche queste difficoltà, insomma. Dico, Abbiamo bisogno dei prestiti, non abbiamo bisogno dei prestiti. L'Italia attualmente sì, ma non ha bisogno dei prestiti, ha bisogno di contributi, ha bisogno di fondi. Dobbiamo dare la possibilità alle famiglie di avere quei soldi che oltre a sfamarsi devono andare nel negozio, lo dico semplice sì, semplice, sì, e sì, sì. possono acquistare l'abito, possono acquistare la maglietta e il negoziante può costruire la casa e l'artigiano dobbiamo rimettere in moto di nuovo quel circuito che si mette in moto soltanto con la liquidità, nient'altro, con la liquidità, non con i Sindaco, prestiti. Sindaco, un'ultima domanda. Ecco, il Covid ha un po' rivoluzionato tutto il mondo del lavoro, perché dico, è inimmaginabile che la scuola continuava senza che i professori e gli alunni ci andassero, per cui si è recuperato tramite il computer, le lezioni a distanza, tante aziende, molti uffici commerciali, molti uffici pubblici, per esempio, stanno lavorando da casa. Ecco, tutte cose impensabili, cose che magari con delle riforme
ci volevano anni prima che si potesse arrivare, c'è stata un'accelerazione notevole. Ecco, in questo periodo, questa esperienza del Covid-19 cosa lascerà di buono? Cosa potrà lasciare di buono per le aziende, per le famiglie, per le persone? A trovare qualcosa di buono nell'esperienza Covid mi viene veramente difficile. Quello che lascerà di buono è che quando noi usciremo, riapprezzeremo tutto quello che fino a quel momento non avevamo apprezzato. Anche il piacere di vedere Arturo Cantella e abbracciarci nuovamente, E di fare un'intervista col microfono, come magari. prima facevamo, ma che magari non apprezzavamo perché era un semplice gesto, talvolta anche stupido. Oggi quel gesto lo apprezzeremo di più, così come apprezzeremo le cose che avevamo prima e che dobbiamo riavere, perché questa vicenda, così come tutte le vicende umane, passerà, e quindi passerà anche il Covid-19. Ecco, quello che lascerà di buono saranno i rapporti personali che sicuramente saranno recuperati e saranno più intensi rispetto a prima. Bene, Sindaco, noi la ringraziamo per la Grazie a sua voi. disponibilità. Abbiamo voluto fare un quadro un po' di tutta la situazione, di come lei, come primo cittadino e il suo comune amministrato, diciamo, ha avuto questa esperienza del coronavirus, nella speranza di rivederci successivamente E di riabbracciarci. e di prenderci anche un caffè al bar, perché anche questo è mancato. Diventato un lusso. Grazie di cuore, grazie di cuore. Grazie, Sindaco. Buon Arrivederci. lavoro. Arrivederci.